Amici, ci si rivede, bentornati, siamo qua nello stadio della Fossaltese per questo incontro di Coppa che è un play-off tra lo Ziracco e la Real Fossaltese. Le formazioni del Ziracco: Baschino Marco, Bergamasco Elia, Del Pin Simone, Diamante Dario, Diamante Davide, Ferraro Pasquale, Nadalin Andrea, Quercioli Andrea capitano, Rivelli Enrico, Van Buren Danny, Zanuttig Alessandro. A disposizione Cencigo Luca, Costantini Luca, De Cagno Giuseppe, Della Pietra Michael, Pasqualini Sebastiano e Strazzolini Nicola. L'allenatore Podrecca Mauro. Fossaltese: Luison, Cappello, Valerio, Gabatel, Sutto, Zanon, Tommaso Bellomo, Battel Mattia, Battel Alessandro, De Zotti Rossi. A disposizione Bellomo Marco, Cecco, Cracco, Durizzotto, Fontanello, Moro, Nardo, Salgarella e Marzinotto. Allenatore Grillo Andrea. Arbitra Marcuzzi Alex. Ci sono due arbitri che si daranno il cambio durante la partita, uno va in porta e l'altro viene fuori. E qua comincia a esserci. Sono uguali, sono gemelli. Per fortuna hanno i capelli diversi. Qua con me c'è Andrea De Candido. Voi sapete, ciao bello, sì, dico in parte. Voi sapete che Andrea ha il permesso dalle suore per uscire dall'istituto ogni volta che c'è una partita. Fino alle 11:30. Fino alle 11:30. Partita. Ha battuto lo Ziracco e cominciamo a vedere come si dispongono le squadre. Sfruttato, rubata la palla a centrocampo, ma ripresa dallo Ziracco. Hanno un po' di problemi con le linee, forse il bianco non spicca tantissimo su questa erba, su questo campo un po'. Erba fresca appena seminata. Appena seminata. Ma proprio appena perché è ancora sotto, ma però magari nel corso del secondo tempo magari rispunterà. Qualcosa, secondo me, può essere. Viene. Sei già in grado di fare un pronostico? No, datemi il tempo di valutare le squadre. Quindi adesso faccio due conti e dopo vi dico. Come dicevo è un play-off questo praticamente. Ah sì? Perché lo Ziracco parte in vantaggio perché può sia pareggiare che vinca o pareggi passa. Sì. La Fossaltese ha solo un risultato. Solo la vittoria. La partita della vita. È la partita della vita. Bene, vedremo se i fossaltesi daranno l'anima. A vedere, però sembra che l'impegno non manchi, no? Sì, un po' in confusione, però si stanno studiando le due squadre. Peccato, una bella azione della Fossaltese. C'è molto agonismo comunque. L'arbitro richiama tutti all'ordine con una punizione. Ho fatto un'osservazione prima, li vedo bene, i buoni palleggi. Però senti, io secondo me adesso parte uno schioppo. Perché il tifo qua. Ecco perché in tribuna squalificato per i petardi. Ha un daspo. Ha tirato un petardo durante l'azione. Ha un daspo. Non hai sentito che calcio folpato? Una scodellata. Cioè, non hai sentito? È ipersonico, non ha fatto un calcio folpato così, non lo sentivo dagli anni 50, direi. 90. Dagli anni di piombo, dici Roberto? Rimessa laterale per la Fossaltese che si riversa con 11 persone. Tutte sulla centro. Guarda, sono tutti i 10 giocatori a parte il portiere nella metacampo avversaria. Questo si chiama uno schema a incudine. Stiamo attenti al contropiede. E infatti parte. Sviluppa lo Ziracco sulla destra. Cross. Ma c'è la
Difesa ben piazzata. Una sciabolata. Vedo una difesa molto ben piazzata. La difesa è piazzata bene, dai. Però coraggiosi. Tutti 10 giocatori sopra la linea. Vai. È partito, grandissima azione del Fossaltese, passa tutta la porta. Mantiene il pallone in campo, bene. Controcross. Bellissima. Bravissima azione, bravissimi. Segnalerei la discesa in massa. Quella discesa del numero 10 De Zotti, e gli farei il primo appunto per il premio Arizona TV. Prendiamo spunto da questa bellissima azione. L'arbitro batte, il portiere. Il portiere è quello. Forse. Non capisco perché si fanno aiutare il portiere per battere la rimessa. Riconquista il pallone, si butta dritto. Azione solitaria. Solitaria, ma percussione. Non proficua. Non proficua, ma Arco cane. Tenace, bravo. Il 7 prende palla, sbatte sulla difesa. Paratona di Luison. L'ha vista all'ultimo, era coperto dal difensore. Delle azioni importanti. Le squadre cominciano a spingere. Sì, incomincia l'incontro a farsi più caliente. Sì, un'azione per parte. Si nota subito che la partita è sentita dai giocatori. Sì. Un gioco magico del portiere, hai visto come da Globetrotters ha fatto passare la palla in mezzo alle gambe. Tac. Ha sfoggiato una padronanza del palleggio non indifferente. Diciamo che l'arbitro è per un gioco un po' maschio, secondo me. Sette riapre, benissimo, chiusa, molto bene. Riparte il 10, un trottolino il 10, l'ha schivato. Di qua. Noto il Fossalta molto reattivo comunque. Sì, molto reattivo. Non ho capito questo fallo, Roberto. La mano? Non sono riuscito a... Solo. Sempre solo. Fallo, ma apre. Peccato, ma si apre un corridoio importante. Ci si butta dentro il 4. Atleticamente il Manzacco è ben messo. Sì. Corrono. Non era neanche fallo questo. Tu dici che non era fallo questo? No, secondo Appena me appena. si è buttato. Sembrava Mertens. Anche il 4 sta giocando il signor Diamante Davide di... Sì, questo è la punta del diamante del Manzacco. Tu dici il numero 4. Sì. Ma ascolta, ma possiamo fare un pronostico? Datemi ancora qualche secondo. Vuoi che segno 5-6 gol così sei tranquillo? Sì. Non so, vedi tu. Sono stati fermi un mese e io ho perso un po' il mio ritmo. Beh, ho visto l'altra sera che sei un po' messo male come previsioni. Di nuovo, visto il livello delle squadre, quasi un pareggio. Non può essere. Non può essere. No, può essere, sì. Allora, però il pareggio condannerebbe la Fossaltese. Questo è un pronostico, mica. No, secondo te è un pareggio? Pareggio, sì. Secondo te è un pareggio? Sei proprio l'uomo che non si scompone mai. No, praticamente per te parlare non serve un cazzo, nel senso che l'importante è non dire.
Cioè, ci sono delle persone che sono soddisfatte di non dire. La tua no. opinione? Io ho detto Sì, un perfetto, pareggio. un pareggio. 6-6, 9-9. Ma dopo anche vuoi il minuto? Sì. Poi facciamo una schedina e vinco qualcosa. Sì, potrebbe essere interessante. Punita dall'arbitro. Gioca male. Tutti a saltare, tutti in the box. Gioca male il Fossati. No, non gioca male, sta giocando bene. Tutti in the box. Sì. Vediamo la calca nell'area. Battel questo, no? Numero 8. Che puntatone. Bravissimo Mattia Batel. Un tiro cross un po' telefonato per il portiere. Adesso vediamo l'arbitro dov'è. Dipende, può essere anche in porta. Eh? Dipende se... Vediamo se segna di testa l'arbitro. Schema basso. Che liscio, che Un liscio. liscio clamoroso di Clamoroso, sì. Bellomo. Un rimbalzo anomalo. E un rimbalzo, Aia. Difesa leggermente scoperta. grande conquista della palla dell'11. E il mister è discretamente infogonato. La sentono sta partita, la sentono. Cioè, a parte l'orgoglio di riuscire Errore, di nuovo errore della a difesa, passare, attenzione. di andare avanti in Coppa, sarebbe una soddisfazione. Bravissimi, hanno disimpegnato un'azione. È fuori gioco, sì, netto. Lo rivedremo col VAR, ma No, era clamorosamente fuori gioco. quindi non parliamo di gol annullato, ma No, di azione non bloccata neanche. in maniera... Vorrei far notare al pubblico di casa questo rumore Di Paciugo. di paciugo. Gioco. No, direi di no. No, tiro! Peccato di pancia. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Era fuori gioco Roberto? No? Attenzione, questa partita potrebbe risolversi nei calci piazzati. Ma hai detto che spareggiano, non so neanche perché stiamo a vederla. Ho detto no. Io non so perché stiamo a vedere una partita che lui ha detto Non che spareggiano, pareggiano. pareggiano, lo dico perché stiamo a vederla e glielo diciamo. 0-0 oppure magari... Ma Pareggio, no, non posso essere così scientifico. io non so, Dopo un mese di io non so perché, inattività non perché posso stiamo essere qua così preciso. a vederla, Fuori gioco. perché stiamo qua a vederla che sappiamo già il risultato. Appunto, andiamo al bar, dai. Andiamo al bar, via. Apri il Vediamo le azioni bottiglierino. al bar. No uomo, tre uomini. C'è stata un'invasione di uomini fuori gioco. Questo. Questo era un abbozzo di fuorigioco, ma molto non fuori giocato. Dubbio, ma se lo dice l'arbitro. Il Salvando. Remanzacco cerca di... Non è Ramanzacco, ma è Ziracco. Vabbè, sono di No, Remanzacco. no, è Ziracco. Minchia, che pignolo. Oh. No, perché la precisione è tutto. Se tu vuoi fare un qualcosa qua con noi, devi essere un po' preciso. Cioè, quindi, almeno le squadre per nome e cognome. Peccato, ha preso un giro strano, viene da noi. Fallo laterale per Ziracco. Controllo riaperto nell'unico posto dove c'è, si avventa il 9, si gira e la palla arriva docile al portiere. La svirgolata in maniera... Effettivamente c'è qualche problema di controllo stasera, no? È troppa potenza, ma non c'è il controllo. Non c'è controllo. Quindi È ancora alle prese con qualche fastidio. fisico.
Bella azione rasoiata a comunque. filo di palo. Rasoiata sarebbe rasoterra, quella era alta, quindi non è una rasoiata, hai capito? Giusto per capirsi, perché dopo se no dicono, cioè va bene non vederlo, ma resta su solo il Battel a tenere la possibile ripartenza. No, fa gol il Viraco e la partita si sbrocca. Grande distrazione del Fosso Ha bucato completamente la difesa e ci abbiamo il primo gol. Riapre molto bene. Bravissimo, ha recuperato. Ai. Grande errore. Il 4. La rimette dentro. Grande errore. Un tiro. Sono letteralmente andati in confusione. Ha fatto su un Pericolo po' di... scampato, molto scampato. Molto scampato, questo era veramente un'azione che poteva Se portare... avessero avuto un po' più di lucidità, il Ziriaco, Com'è, scusa? quello che è. No, com'è, scusa? No, se vuoi offendere la squadra avversaria, cioè, neanche chiamarli per nome Ziracco. adesso. Perché Ziriaco? No, non sa neanche la squadra come... È friulano anche. Cioè, è friulano anche. Cioè, praticamente questi qua, gioca a 3 km da casa sua, no? Cioè, e ancora non sa come si chiamano. Cioè, vuoi offenderli? No. Cioè, dimmi se un vuoi offenderli. tuttologo. Vuoi offenderli? Offendili. Ma secondo te come si fa a chiamarsi Ziriaco una squadra? Infatti si chiama Ziracco, Vabbè, non quello Ziriacco. Hai capito? L'occhio. Dai, eccoci qua, si entra in aria. Rigore! Calcio di rigore. No, perché no? Ma sì, dai. Cosa dice la VAR? Credo che devo guardare. Secondo me era un clamoroso rigore. C'è comunque una reazione da parte del Fossalta, è molto, molto intensa. Non è passato per un paio lì, aveva una bellissima idea, ha provato a farlo filtrare la palla, ma la gamba di un avversario L'ha deviata in fallo fallo laterale. Un colpo di testa la rimanda in fallo laterale. Rateale. Tu ti confondi con le rate che devi pagare Del questo mutuo, mese. sì. Lo so che è un incubo perché te la rata. Purtroppo sì. Questa rata finirà. Il Fossalta sta schiacciando proprio a metà campo non il so. Ziracco. Il Viraco. Colpo. C'è una difesa strenua della porta. I giocatori comunque sono corretti. Grossi falli non ne abbiamo visti. Sì. Rientreranno tutti nelle loro famiglie questa sera. Senz'altro. Rivedranno i loro bambini. E una lacrimuccia cadrà sul loro viso. E rivedranno i loro bambini dopo questa partita epica. Bisogna vedere la mamma se è contenta che torna. La mamma. Magari se rientra in anticipo, magari la mamma si incazza. Va bene, infatti devono rientrare in un orario, cioè, previsto, finisce la partita, cioè, perché uno fa i conti. Perché la Bofrost a quelle ore lì. Sì, Quanto manca? A cosa? Quanto ti manca? Quanto Un manca boio il ti primo manca. tempo? Un boio ti manca a te. Il boio, cosa zero in Veneto il boio? No, dicono così, quando le persone sono tanto intelligenti gli dicono ti manca un boio. Hai capito? Per quello te lo dico sempre. In Furlan si dice non ha un parfadoi. Oh, mamma mia, arbitro. Uscita. No.
Espulso? No, ammonito. Ammonito, ma è andato sulla palla, è andato, dai. Comunque era Gli è estirpato un piede, ma è andato sulla palla. un'uscita molto azzardata, ma molto azzardata. No, un bel colpo di testa. Bella. Sì, proprio preso bene. Non gli ha impresso quella forza che doveva Sai, dare. l'ha presa bene. Il gesto ci sta. Il gesto c'è stato. Oh. Ed è finito il primo tempo, ragazzi. Col Ziracco in vantaggio, si chiude il primo tempo. A bere un tè caldo. Tutti a bere un tè caldo. Apriamo il nostro tè invece. Dice Canessa. Eccolo qua. Tè caldo. Salute. Tè caldo. D'orgoglio della Fossaltese. Riprende il gioco con palla della Fossaltese. No, che controllo sciagurato. Era falletto, quello era diciamo un fallettino. C'è stato un scappussamento. Attenzione, attenzione. Bravissimo Capello, sventa In calcio e d'angolo. mette in calcio d'angolo. Vediamo cosa succede qua. Si riforma uno schema. Portiere sventa in calcio d'angolo. C'è un silenzio spettrale in campo. È sugli La spalti. tensione è palpabile. Su e parte 10, è in gioco, è in gioco. Rigore! No. E allora gli dai rigore? No, è simulazione. Ah, simulazione gli ha dato. Ma si è tirato su però. Si è tirato su dopo che è caduto, ma è caduto e ha fatto Non si può cadere. ma si può cadere. Ma se uno simula Non lo resta so, a terra. lo no? vedremo nella VAR, ma cosa dice Al simulacro. a simulacro? Simulacro. Si spingono. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua, qua, Riprende la palla. di qua. C'è! Gol! E segna la Fossaltese! Cimbali. Il 10. Non si sono capiti la chiamata al portiere, ma il difensore non ha intuito. C'è il pareggio! Grandissimo, è uno svarione. qua, Grande, della gran difesa. svarione. E si riaprono i giochi per la qualificazione, perché un gol separa la Fossaltese dalla qualificazione, O che dal sarebbe baratro. storica, una storica qualificazione. C'è stato un attimo che sembrava che la palla passasse. Alta. Azione tambureggiante del Ziracco. Veramente c'ha Questo un... secondo tempo farà vedere delle belle cose. Sì? Ormai le due squadre stanno dando il tutto per tutto. Bella, Bel tiro. Il tiro c'aveva tanta potenza, ma poco controllo. ma un controllo discreto comunque, perché non è che sia andato Un paio di metri sopra. tantissimo oltre, insomma. Era Se è un geometra dovreste aver calcolato subito a quanta distanza è andata la palla. esattamente 37 metri,3. Sì. Bella questa. Un tiro insidioso. È stato deviato, era giusto. Pure deviato perché questo giusto, era teso, un bel controllo di palla. In pieno specchio della porta. Sì. Occhio il 2! Il 2 parte.
Eccolo. Allargato e segna di nuovo il vantaggio. Oh, sempre solo, nessuno l'ha mai marcato. Ora mirare dove inizia la partita il gol del 2. Nessuno l'ha mai marcato. Anche l'arbitro va. L'arbitro sta festeggiando con la squadra avversaria. Non c'è niente da dire, dobbiamo solo ammettere questa... L'hanno lasciato troppo solo. Tu Poi sai. un po' di fortuna, era un tiro mi sembra. Sì, Però diciamo il c'è due qualche è sempre componente, solo, però... Non sempre lasciato solo. Adesso il Viracco aspetta. Non aprono il gioco, si ammucchiano. Apri qua uno. Oh. Bravo. Grandissimo recupero. Bella difesa. Qua ha fatto un recupero. Ha tenuto il sangue freddo. È il nostro amico del ginocchio che ritorna a giocare. E finisce la partita, il Viracco vince. E l'uomo ritorna TV, sei tu Simone, cioè, è anche il giorno del tuo compleanno abbiamo saputo, sì. ma non è per quello, ti abbiamo premiato perché effettivamente hai fatto una prestazione buona, è stata una partita anche Pesante, pesante, dura, dura, perché sono forti, a parte quello, noi siamo vecchi, ma siete vecchi anche noi, dai, siamo tutti quanti, sono tanto giotani. sono tanto Però giovani. guarda, il campo che giochiamo siamo anche Vabbè, bravi. siete anche troppo bravi. Comunque avete disputato, siete stati protagonisti di una gara a Gagliarda. Bellissima, bel confronto con una Sì. squadra. Ma il gol tuo? Col mio, fortuna. No, fortuna, sei stato Sì, un opportunista d'aria, insomma, come si chiamano, no? Come si può dire, una volta chi c'era in mezzo all'aria? Quelli bravi che giocavano. Esatto. Pippo Inzaghi. Esatto. Eccomi qua. Simone, complimenti. Grazie mille. Questo qua è il tuo premio di Zona TV, c'hai qua da sfamarti, da mangiare. Da mangiare, frico, patatine, insomma. Frico. Complimenti. Grazie sei mille. Nell'annale. Saluti e buon compleanno. Grazie mille, vi aspetto al chiosco. Vai. Ciao. Ciao.